Buongiorno, siamo pronti a cominciare la seconda edizione di Sardinia Tourism Call to Action. Benvenuti a tutti. Scusate il ritardo intanto, il ritardo di oggi ma anche il ritardo di questa seconda edizione. Ci siamo lasciati circa un anno fa con Joseph, con l'allora assessore e con l'impegno di cominciare questa seconda edizione nei primi mesi del 2018, del 2019, scusate. Non ce l'abbiamo fatta, un po' di problemi tecnici, il cambio nella giunta regionale, la revisione del programma dei convegni, insomma è stato un percorso un po' accidentato, ma alla fine siamo arrivati a conclusione. Prima di cominciare vorrei dare la parola alla dottoressa, alla professoressa che gestisce, che in qualche modo coordina il polo universitario di Olbia, Lucia Giovannelli, che molti di voi conoscono, con la quale c'è un lungo rapporto di collaborazione, che è un po' il fiore all'occhiello di questo aeroporto, perché naturalmente l'ente gestore GEASAR ha un ruolo, come sapete, in ambito aviation, ma è molto sensibile naturalmente allo sviluppo del sistema turistico. E nessuno meglio di Lucia e quindi anche di Antonio, che è qui in rappresentanza dell'Università di Cagliari, ma anche dello spin-off Tourism Plus, interpreta la crescita e lo sviluppo di questo sistema turistico e ci supporta in questo percorso di crescita. Quindi le do subito la parola in modo che ci possa, diciamo, non solo dare i saluti, ma insomma dare anche qualcosa, qualche indizio, qualche informazione importante sull'operato dell'università all'interno dell'aeroporto. Grazie dottor Murru. È un piacere ospitare un evento così interessante dal titolo e dai contenuti del programma in quest'aula, nell'aula magna che dedichiamo appunto alle attività dei nostri corsi di laurea in economia e management del turismo e in tourism management. È davvero un piacere, lo dico al di là del dovere di ospite in qualche modo, perché credo che gli eventi formativi di contenuto e di qualità che devono accompagnare un po' tutto il percorso, non solo universitario ma post-universitario, siano fondamentali per arrivare a ciò che vedo indicato anche nel tabellone che sta dietro di noi, cioè questo concetto di crescita turistica e di crescita economica di un territorio. Credo che la formazione sia, dico una cosa scontata, ma è bene dircelo e ripetercelo sempre, la formazione è davvero fondamentale e per la crescita turistica e la crescita economica di un territorio l'aspetto culturale è davvero un aspetto importante. È importante fare cultura del turismo, cultura manageriale, cultura imprenditoriale in un territorio. Questo è un po' lo dico non solo da docente, insomma, di economia aziendale, ma anche da osservatore del fenomeno turistico e del fenomeno produttivo che si sviluppa in questo territorio. La vostra giornata, non voglio togliervi tempo perché avete davvero tanti interventi e contributi molto interessanti, però ci tengo a dire qualche cosa nel merito. Mi invita il dottor Murru, lo faccio, colgo volentieri questo invito. Oggi parlerete di archeologia, di cultura e archeologia. Sicuramente due elementi, vedo interpretati correttamente come è giusto che sia, come prodotti di per sé, come attrattori del turista, accanto ad altri, sappiamo, la Sardegna è inimitabile per l'attrattore mare, ma non ha solo l'attrattore mare, ha tanti attrattori e questo è davvero importante, focalizzarli uno per uno e pensarli come singoli prodotti. Credo però, già vedendo anche un po' lo sviluppo della giornata, che lo sforzo importante che bisogna fare come
operatori di un territorio, sia gli operatori che producono, ma anche gli operatori istituzionali che si occupano di formazione, come le università, e poi gli operatori politici, gli enti istituzionali che governano i fenomeni economici anche del turismo in un territorio, devono fare uno sforzo importante, quello di fare un salto concettuale da un concetto che è più geografico, di territorio, che ha anche degli elementi di attrazione, quali il mare o il turismo o altri, quindi da una condizione geografica di località turistica a un concetto che va anche molto di moda, il concetto di destinazione turistica, ma un concetto che va riempito di contenuti economici, sociali, ambientali, io credo. Beh, per passare a questo concetto così interpretato di destinazione turistica, credo che si debba fare uno sforzo tra tutti, e questi eventi sono davvero fondamentali, di costruire delle reti, dei network. Solo così si riesce a fare questo salto concettuale da località che ha singoli elementi di attrazione a prodotto complesso, la destinazione turistica, che ha una sua connotazione economica fatta di tanti produttori di tanti servizi, non c'è solo un servizio ma tanti, e si pensa i trasporti, naturalmente, la ristorazione, la ricezione, ma ci sono molti servizi che ruotano intorno alla presenza del turista in una destinazione, servizi bancari, assicurativi, consulenziali, ricreativi, sportivi, e via elencando. Ne sto dimenticando tantissimi. Occorre veramente fare network, fare rete, quindi c'è un problema poi di comunicazione, sicuramente, di promozione, quindi di un prodotto così complesso, ma c'è un problema anche di produzione e di produrlo un prodotto così complesso e di coordinare gli attori tutti che lo producono, privati e pubblici. In questo è inutile dire, sottolineare che il soggetto pubblico ha un ruolo importante, molto importante. Sarebbe interessante anche discutere sul livello che può essere più opportuno nell'ambito della filiera del pubblico. Sicuramente il soggetto pubblico ha anche il ruolo, io credo importante, di interpretare la dimensione sociale della destinazione e in qualche modo essere consapevole del fatto che il turismo ha anche un impatto nella società, un impatto anche negativo, questo ce lo dobbiamo dire. Cioè la presenza del turista ha un impatto che va governato dal soggetto pubblico, un impatto sui servizi pubblici, pensiamo alla nettezza urbana, i parcheggi, dico cose scontatissime, i servizi sanitari, quanto diventa complicato in una località turistica avere l'accessibilità adeguata, appropriata ai servizi sanitari. C'è un'elencazione, sto riducendo un po' e semplificando troppo un tema che è complesso. Il soggetto pubblico deve governare questo tema, perché altrimenti la società in qualche modo ha un atteggiamento negativo di fronte al turista, e studi dicono e testimoniano che invece la società deve avere un atteggiamento positivo. Quanto più la società accoglie il turista, tanto più quella destinazione davvero diventa da località a destinazione turistica, in senso così articolato e completo come enunciavo. Bene, questo evento credo si ponga proprio nell'ottica di creare la cultura che serve per fare tutto questo, e vi ringrazio. Vi auguro buon lavoro a tutti. Grazie Lucia. Ancora 3 cose prima di cominciare. Intanto vi porgo i saluti dell'assessore Gianni Chessa, che purtroppo aveva annunciato la sua presenza ma è stato trattenuto da impegni in regione. Stessa cosa è successa per l'assessore Fasolino, che doveva essere qui con noi, ma anche lui purtroppo per impegni istituzionali non può essere qui. Attendevamo anche qualcuno dall'assessorato al turismo, dall'assessorato regionale al turismo, non so se arriverà più tardi, ancora non abbiamo notizie. Seconda cosa, squadra che vince non si cambia, per cui vedete alla mia destra Joseph, che molti di voi hanno imparato ad apprezzare nell'anno passato, con grande fatica, no, con grande piacere. Sarà con noi per i prossimi 3 appuntamenti, quindi non ce lo scrolleremo di dosso tanto facilmente, ma è davvero un piacere. Ancora con noi Gianluigi Tidia, insopportabile,
più noto come Insopportabile su Twitter, Luigi Folino di Riff Studio, naturalmente Marco Lacava. Su Luigi Folino vi dico anche un'altra cosa, fra un secondo vi faccio vedere un video di 4 minuti che è stato sviluppato da noi alla regia di Folino, padre e figlio, insomma, quindi Andrea e Luigi ci hanno dato una grossa mano per sviluppare insieme ad Addi Store una agenzia pubblicitaria internazionale. Il video che vedete fra qualche secondo è l'inizio di un processo anche lì di raccontare il turismo in maniera diversa, o meglio declinare il turismo al plurale, quindi i turismi, ma anche le Sardegne, perché poi insomma quando andiamo a segmentare, a raccontare quali sono le peculiarità di questa isola, possiamo raccontare, abbiamo un bel libro da raccontare. E a proposito di libro, vedete alla mia destra è appena entrato Beppe Severgnini, che sarà il key speaker fra qualche minuto. Do subito la parola a Joseph, che vi racconta un pochino la giornata di oggi, e poi iniziamo subito con Antonio Usai. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. So che normalmente non è che mi emoziona molto, però devo dire onestamente che mi siete mancati e sono contento di essere qua. Come qualcuno molto più importante di noi, Galileo Galilei, ha detto, dopo aver passato in prigione qualche tempo, eccetera, per le sue idee, quando ha ripreso la cattedra ha detto, dicevamo ieri. Bene, dicevamo ieri che l'obiettivo fondamentale di questi incontri, la idea, la visione, è quella di facilitare, di fornirvi delle suggestioni, delle idee, delle informazioni per in qualche maniera concretizzare meglio la vostra proposta da fare, la proposta di valore fondamentale. E questo più che mai oggi Lucio e io abbiamo lavorato intensamente per costruire una proposta su quello che è uno dei grandi potenziali attrattori della Sardegna, che è la fantastica archeologia che abbiamo, tutto quello che il territorio da un punto di vista culturale può offrire. Ma oggi nel turismo, come sapete bene, sono necessari 2 elementi fondamentali, non può esistere uno senza l'altro, offerta e domanda. Voi siete l'offerta, ma dobbiamo capire e conoscere che cosa vuole la domanda. Beh, su questo abbiamo improntato in qualche maniera la giornata di oggi, che pretende, ha come obiettivo non tanto ambizioso, sino che molto operativo, far vedere come oggi l'archeologia si sta trasformando in un prodotto turistico che è molto diverso a come noi in qualche maniera lo immaginiamo, lo improntiamo. Tenteremo di raccontarvi come si sta organizzando la proposta turistica archeologica e culturale, il concetto del touristainment, soprattutto guardando ai bisogni dei turisti di oggi, che sono ormai già i millennials, che ormai sono quasi quarantenni, ma anche quelli, diciamo, della Z Generation, quali sono, come dire, gli elementi necessari per organizzare, strutturare e improntare una proposta turistico-culturale e archeologica che sia adatta a questi soggetti. E vedremo anche, questo è molto importante, un punto sul quale credo che noi dobbiamo continuare a lavorare e a ragionare, ovvero la Sardegna vista da fuori. Perché uno delle nostre grandi criticità come sistema è in qualche maniera il fatto che ci guardiamo molto, siamo convintissimi, è vero, della potenzialità e dell'attrattività della Sardegna, ma non ci facciamo la domanda di come siamo visti, percepiti e qual è quello che il mercato turistico oggi domanda. E soprattutto, questa è una dei nostri must, le sfide. La sfida di far vedere come le altre ci stanno facendo, e su questo ci saranno delle relazioni di Empuries, che è una situazione simile a noi, prodotto Costa Brava Balneare, ma che hanno creato e sviluppato una proposta di turismo archeologico che attira l'interesse dei turisti che vanno per tutt'altro. O anche nel caso di Bidonisia, che a partire da una attrattiva, diciamo, archeologica romana, svizzera, stiamo parlando in Svizzera,
hanno creato un'attrattiva archeologica molto improntata sul tourist-diamond. E vedremo anche con altri relatori come l'utilizzo delle tecnologie serve per creare delle proposte turistiche che siano in qualche maniera adeguate al mercato. Io finisco qua ribadendo quello che sempre vi abbiamo detto. Qui non è il classico convegno, come sapete molto bene, dove il relatore o relatori parlano e basta, sino che, come sapete bene, si tratta di interagire, perché siamo qua per facilitarvi in qualche maniera informazione, conoscenza, e siamo a disposizione. Buon lavoro e buon Sardinia Call to Action.